Quelli è che non la dà via. Sono incinta. Cosa? Giura che è vero. Ho fatto 3 test di gravidanza e mi ritrovo incasinata fino al collo. Come hai fatto a produrre tanta pipì per 3 test di gravidanza? Ti sto dicendo che sono incinta e tu cazzeggi in maniera allucinante. Ma è proprio vero. Sì, È meglio che lo dici e basta. sono incinta. Chi è il padre? Holly Bleeker. Non mi pareva il tipo. No, a chi lo dice? I tuoi calzoncini sono particolarmente dorati oggi. Mia madre usa la candeggina per i colorati. Brava, Carol. Devi guardare gli annunci per le adozioni. Ci sono anche annunci per i genitori. Già. Salve, io sono Vanessa, tu devi essere Giuno. Salve, io sono il marito. Una coppia di fissati coi bambini. Quel coso sembra il figlio di Alien. Io sono un veicolo di santità, tu nella pancia hai solo cibo messicano. Quando sarà finita dovremmo rimetterci insieme. Mi troverai ancora carina quando sarò enorme. Per me sei bellissimo. Ti aspettavi questo casino quando ci ha fatto sedere? Sì, ma speravo che fosse stata espulsa o che si drogasse. Tu sei la persona migliore che ho mai conosciuto e non devi neanche sforzarti. Io mi sforzo un sacco, in realtà. Tu lo ami. Tanta fretta di diventare grandi senza però essere cresciuti abbastanza. Siamo partiti da alcune scene del film Juno, un adolescente che si trova ad affrontare una gravidanza in attesa per esplorare il mondo della sessualità vista e vissuta da preadolescenti e ragazzi. Ma iniziamo con qualche dato che ci fornisce la dottoressa Minisci, ginecologa in un consultorio. Negli ultimi anni si è manifestato un abbassamento in tutta l'Europa, ma anche in Italia, un abbassamento delle prime esperienze sessuali e dei primi rapporti sessuali attorno ai 17 anni. E questo processo sta procedendo, quindi anche con dei picchi anche a delle età anche più basse. E questo però non viene seguito da un utilizzo di metodi contraccettivi capaci di difendere da una gravidanza indesiderata e dalle malattie sessualmente trasmissibili. Per esempio, il 40% dei ragazzi ha i primi rapporti intorno ai 17 anni, però il 30% non adopera alcun metodo contraccettivo secondo i dati nazionali al primo rapporto. Questo comporta che ben 15.000 gravidanze insorgono nella fascia d'età al di sotto dei 20 anni. E di queste 15.000, 4.000 vanno incontro ad una interruzione volontaria di gravidanza e 7.000 proseguono la gravidanza stessa. Ogni anno 15.000 gravidanze indesiderate per ragazze sotto i 20 anni è un dato nazionale di rilievo. Ecco allora che i consultori, anche attraverso l'educazione sessuale nelle scuole, si pongono un obiettivo importante. Di informare sulla possibilità di una contraccezione valida, puntare sulla contraccezione ormonale, che è quella più sicura, cioè la pillola, il cerotto, l'anello vaginale, e quindi di non rischiare una gravidanza indesiderata, in modo tale da affrontare i primi rapporti sessuali in maniera consapevole e con la testa, insomma. Educazione sessuale necessaria non solo per le gravidanze indesiderate, soprattutto vista l'età delle giovanissime mamme, ma anche per la prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili. Quando noi chiediamo quali sono le malattie sessualmente trasmissibili, loro riconoscono prevalentemente l'AIDS, perché più frequentemente si è sentito parlare di questa patologia, perché è una patologia particolarmente grave. Non conoscono per esempio la possibilità di trasmettere infezioni quali epatite B, epatite C, la condilomatosi, che è data dal virus, il papillomavirus, che è fortemente diffuso tra i giovani e che può comportare la
formazione di queste patologie e quindi anche il tumore del collo dell'utero nelle ragazze. L'uso troppo basso del preservativo comporta una maggiore frequenza delle malattie sessualmente trasmissibili e un rischio anche sulla fertilità futura di entrambi i sessi, perché queste patologie possono compromettere la fertilità futura. Aumentano anche gli interventi sulla cosiddetta contraccezione d'emergenza, con un incremento nella richiesta della pillola del giorno dopo, farmaco utilizzato per bloccare l'ovulazione, da non confondere con la RU486, ritenuta abortiva e che in Italia attualmente non si utilizza. È una contraccezione d'emergenza. Noi vorremmo che invece la popolazione giovanile si rivolgesse ad una contraccezione più sicura. Grazie agli incontri nelle scuole, promossi anche dalle aziende sanitarie, sempre più ragazzi conoscono il consultorio e sanno di potervi accedere in caso di bisogno. Mi è capitato nello specifico in uno dei territori in cui lavoro che alcune ragazzine mi abbiano contattato, ragazzine già delle scuole superiori, perché si ricordavano che in classe, all'interno dei percorsi formativi che erano stati organizzati a scuola, nello spazio ascolto, avevamo parlato di prevenzione e nello specifico rispetto al tema dell'affettività e della sessualità dei consultori di riferimento. Quindi mi è capitato che delle ragazzine si siano rivolte a me tramite la scuola per avere informazioni rispetto ai consultori di riferimento, così come in altri territori mi è capitato di cercare di coinvolgere il consultorio stesso e la ginecologa in questione nel fornire delle informazioni specifiche e puntuali sulla tematica della sessualità a ragazzine che frequentavano lo spazio aggregativo. È importante in questo senso che si cerchi di dare ai ragazzi la possibilità di individuare delle figure di riferimento nel territorio che possono essere educatori, psicologi o operatori di riferimento, ognuno con le proprie specificità e conoscenze, e che questi ragazzi possano trovare il modo di ricevere delle risposte a quelli che sono i loro quesiti rispetto alla tematica. Sicuramente c'è l'utenza storica, da sempre in consultorio i ragazzi arrivano nelle situazioni di emergenza, la pillola del giorno dopo, l'interruzione volontaria di gravidanza, per cui c'è un accesso, diciamo, alla parte sanitaria. Da un certo tempo in qua, proprio per tutta l'attività di educazione sessuale che facciamo nelle scuole, per cui farsi conoscere come operatori, arrivare a loro e raccontare le cose della sessualità, ha permesso un accesso di ragazzi e ragazze anche più variegato. I ragazzi e le ragazze adesso vengono a chiedere informazioni sui temi della sessualità, della relazione, dell'amore, spesso portano il disagio di incontrare una sessualità che è desiderata nel gesto sessuale, nell'atto sessuale, e che invece si scontra con le emozioni, l'incapacità di gestire questa situazione, per cui abbiamo dei ragazzi che vengono a chiedere per l'eiaculazione precoce, per la mancanza di erezione, quindi proprio cose anche specifiche relative al rapporto sessuale. Una larga fascia di giovani si rivolge per i temi dell'identità, nel senso chi sono io come ragazzo e ragazza, che cosa mi sta succedendo, i dubbi sull'orientamento sessuale, quindi alcuni ragazzi con la scoperta dell'omosessualità sia maschile sia femminile, quindi stanno accedendo ai servizi, proprio perché li conoscono un po' di più, per tutti i loro bisogni di crescita, di relazione e di sessualità.
You're a part-time lover and a full-time friend. Questi gli aspetti più sanitari di un argomento che ha risvolti e sfaccettature ben più articolati e che da sempre genera curiosità, confusione, tabù o trasgressioni. La sessualità, resa ancora più delicata e complessa dall'incontro con l'affettività. Spesso le domande che i ragazzi ci rivolgono all'interno dei percorsi a scuola riguardano proprio questo tema, cioè il tema delle relazioni, non in senso stretto solo in ambito sessuale, ma le relazioni con l'altro sesso, le relazioni con i genitori, come poter far arrivare alcuni dubbi e alcune richieste anche al mondo degli adulti. Quindi capita spesso che i ragazzi si interroghino su questo, è importante quindi permettere loro di trovare queste figure di riferimento all'interno del loro ambito relazionale e poter parlare anche di quelli che sono le diversità tra i generi sessuali, gli stereotipi che anche i mass media trasmettono in vario modo ai ragazzi stessi sull'identità maschile e femminile. Up, up, down, down, left, right, be a start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone. La scuola quindi viene tirata in ballo spesso come luogo dove incontrare i ragazzi, dove accompagnarli anche in questi ambiti della loro crescita sessuale e affettiva. È proprio un episodio accaduto in un istituto superiore di Bassano, dove 2 adolescenti sono stati trovati in bagno a consumare atti sessuali, ha diviso l'opinione pubblica e sollevato la reazione proprio dei ragazzi. Ecco Giulia, tu hai scritto anche una nota in merito dove appunto dicevi che stupiva come nella punizione, chiamiamola così, nel provvedimento preso dalla scuola si desse quasi più peso al fatto che questa ragazzina era entrata nel bagno dei maschi piuttosto che al fatto che 2 minorenni stessero facendo del sesso appunto a scuola. Ecco, questo che cosa rappresenta per voi? Quale inadeguatezza anche rappresenta? Secondo me non era intanto il fatto da punire che lei fosse nel bagno dei ragazzi, sicuramente per quello sì sarebbe bastato un semplice richiamo più che 3 giorni di sospensione in più, perché così sembra davvero che quello del rapporto consumato in ambiente scolastico sia stato soltanto un aggravante del reale fatto per cui è stata punita. Secondo me questo rappresenta in un certo senso un modo di evitare il vero problema, che era il fatto che stiate facendo del sesso all'interno della scuola e quindi del fatto che c'è un modo malato e sbagliato di vivere il rapporto che sicuramente porta a compiere azioni che non sono adeguate. Ecco, e questo che cosa significa per voi? Che bisognerebbe parlare un po' di più di questa tematica, ovvero dei ragazzi, della sessualità, del loro rapporto con la sessualità, della loro conoscenza anche proprio della sessualità, e la scuola dovrebbe essere più protagonista in questo senso? Bisognerebbe parlarne di più, ma soprattutto parlarne meglio, perché fare della cattiva informazione porterebbe a darsi la zappa sui piedi, porterebbe a peggiorare la situazione se possibile. Bisognerebbe fare una informazione consapevole, un'informazione adeguata che porti a rendere consapevoli i ragazzi di quello che fanno, perché una volta che un ragazzo sa l'entità di quello che fa, non si può chiedergli non si può insegnare a un ragazzo l'emotività, non si può insegnargli quando farlo, con chi farlo, come farlo, però gli si può insegnare quali sono i rischi che corre. E una volta che un ragazzo è consapevole concretamente di quello che rischia, di quello che può fare, sicuramente anche la fascia emotiva viene data più importanza in un certo senso, e quindi si vengono a diminuire tutte queste situazioni che non sono sicuramente, che identificano una situazione di disagio. Troppo spesso il tema dell'educazione sessuale viene affrontato e viene organizzato direttamente dai ragazzi. Questo secondo noi è una spia molto importante di quella che è la nostra società, e in realtà non possiamo accettare che la situazione continui ad essere così. Detto ciò, quello che tentiamo di fare è quello di diffondere la consapevolezza della sessualità all'interno delle scuole, a partire da quello che appunto possono fare direttamente i ragazzi. Noi siamo dentro le scuole del Veneto e d'Italia, e quindi spesso organizziamo POF, quindi il piano dell'offerta formativa, insieme ai professori.
Organizziamo degli incontri anche con i consultori e tentiamo appunto di diffondere consapevolezza per quanto riguarda questo tema, anche se chiaramente non è sempre facile. Il ragazzo è una persona nella fase più delicata della persona che sta crescendo sotto molti punti di vista. Che cosa può fare la scuola? Beh, certamente la scuola non può sostituirsi a ruoli che non le sono propri, la scuola non può assumere il ruolo di un terapeuta, la scuola non può sostituirsi alla vicinanza di una madre, ad esempio, però può fare delle cose che sono di integrazione. Io penso a quello che si fa nel nostro liceo. Abbiamo una grossa struttura legata al CIC, allo spazio di ascolto per i giovani, dove c'è la possibilità per i ragazzi di avere la vicinanza concreta di docenti, di operatori formati su tutte quelle che possono essere le tematiche più varie. La scuola deve anche cogliere come dire, le possibilità culturali in questo senso. Faccio un esempio banale. La gran parte della poesia che i ragazzi studiano a scuola, se ci pensiamo, è poesia d'eros. Credo che anche la lettura di un brano poetico, penso a Catullo, penso a Guinizelli, penso a, non so, Rimbaud, Baudelaire, eccetera, che sono brani così carichi di riflessione sulla sessualità, sul rapporto erotico, posso offrire con molta serenità l'opportunità a un docente, a un educatore, di affrontare il tema con la valenza che deve essere propria della scuola, che è la valenza eminentemente culturale. Altre cose che può fare la scuola è cercare di essere tramite educativo anche per i genitori. La scuola non educa solo gli studenti, la scuola può educare assieme agli studenti anche i genitori, quindi organizzare dei momenti che vanno dalla conferenza più semplice al dibattito, ai veri e propri momenti di formazione per i genitori. Molti genitori quando li incontro sembrano francamente da un lato sprovveduti, dall'altro spaventati di quello che è il loro ruolo. Tutti dicono è il mestiere più difficile del mondo, dateci degli strumenti. Nel corso di questi anni abbiamo provato davvero a mettere insieme anche dei momenti di incontro per genitori per affrontare il tema della sessualità, della crescita affettiva. Out with me, most private, and we'll sail around the world. I will be your Ferdinand and you my way. I genitori, soggetti centrali nella crescita affettiva dei ragazzi, sono spesso però le persone che meno riescono a dialogare e a confrontarsi su questo tema con i propri figli. I genitori che incontriamo parallelamente a questi percorsi in classe ci portano nella loro sensazione di spaesamento rispetto alla complessità, insomma, del sistema in cui siamo tutti inseriti, quindi anche la difficoltà di in qualche modo monitorare questo percorso di crescita dei propri figli. In questo caso noi crediamo sia molto importante accompagnare i genitori e li accompagniamo anche in questo caso non tanto dando delle ricette preconfezionate su qual è il genitore modello o il miglior atteggiamento educativo da avere rispetto all'educazione alla sessualità, ma li interroghiamo in modo che possano confrontarsi tra di loro a partire da quelle che sono le competenze che tutti i genitori hanno e in questo modo riuscire anche in un confronto tra pari, appunto, quali sono i genitori, anche sostenersi, influenzarsi e trovare insieme delle strategie più efficaci, no, rispetto in questo caso appunto all'educazione alla sessualità. The catcher hits for 318 and catches every day. The pitcher puts religion first and rests on holidays.
La famiglia, la scuola e gli ambiti sanitari, ma la società invece quali impulsi dà ai ragazzi su questo tema? Spesso e volentieri il sesso viene incontrato per la prima volta nella televisione e in internet, e dove viene presentato in una maniera che può essere giusta, ma può essere spesso anche, non voglio dire sbagliata, però di sicuro forzata, sì, forse spettacolarizzata, ecco, quindi si perde davvero la vera dimensione di questa che è una sfera così importante, insomma, dell'essere umano, costitutiva nostra. E questo crea notevoli difficoltà nel modo in cui ci approcciamo alla tematica, che quasi mai viene affrontata per ciò che è, ma per ciò che si sente dire di essa, insomma, sia per quanto viene taciuto, sia per come se ne parla troppo invece. Quindi le due facce estreme: o se ne parla in maniera spettacolarizzata o non se ne parla, o si creano dei tabù, secondo voi? Sì, esatto, e questo chiaramente crea notevoli confusioni in moltissimi ragazzi e moltissime ragazze. E questo perché appunto non c'è la misura di quella che effettivamente è questa sfera, e nessuno si preoccupa di farci capire che invece essa appunto è un aspetto naturale importante della nostra vita. E abbiamo quindi da un lato i programmi televisivi, ad esempio anche i video musicali in cui ci sono non so, donne nude che ballano allegramente, eccetera, cioè, senza essere bigotti, però trasmettono un'idea un po' distorta di quella che invece è la femminilità, ad esempio. E dall'altro abbiamo situazioni per cui se vai al supermercato a comprare preservativi vieni guardato male, e quindi non si riesce ad afferrare il punto, diciamo, è difficile. La rete, il web, ormai è il luogo dove i ragazzi scoprono, esprimono, esibiscono, raccontano e anche sperimentano la propria sessualità con pochi pudori e molta libertà. Paradossalmente, da un lato cresce l'informazione su questi temi che vengono affrontati in modo disinvolto dalla televisione e dal web, contemporaneamente aumenta l'incapacità da parte delle giovani generazioni di gestire questo bagaglio di notizie, soprattutto per i preadolescenti. Significa che molti ragazzi sanno molte cose, significa che molti ragazzi sanno cose distorte, significa che molti ragazzi hanno bisogno di sapere cose. Diciamo che oggi rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa le informazioni arrivano in maniera più ricca, arrivano in maniera più variegata, arrivano da fonti molto più numerose e quindi anche con una capacità che deve essere necessaria per i ragazzi di saper scegliere queste fonti. Questo è il vero passaggio importante, proprio perché le informazioni arrivano da tante fonti diverse. Trovano molte risposte, il problema, come dice un filosofo veneto, il problema non è trovare le risposte, è saper porre le domande in maniera corretta, in maniera sensata. Allora noi adulti dovremmo riuscire ad affiancare i ragazzi quando i ragazzi o i bambini hanno delle domande e riuscire ad aiutarli a sviluppare prima di tutto una capacità critica, cioè saper scegliere bene le cose, perché poi comunque i ragazzi le informazioni le trovano a modo loro. Quindi diciamo ci vorrebbe la possibilità per questi ragazzi di imparare a scegliere meglio tutto quello che è il mondo informativo nel quale loro ormai sono immersi. Il grosso limite in questo momento è che la nostra società mercifica molto, è una società dell'immagine, mercifica molto quello che è proprio il corpo, e quindi va a finire che la sessualità che è legata al corpo perde il valore del pudore, della dignità, della scelta, dell'intimità, no? Di una condivisione. Ai ragazzi vengono presentate una miriade di offerte sotto tutti i punti di vista, culturale, affettivo, di disponibilità dei media, sotto tutti i punti di vista, salvo poi la loro fragilità nel saper gestire tutte queste opportunità. Quello che mi viene da dire è che spesso il mondo adulto ha trovato nei giovani non tanto un qualcuno da educare, i giovani non sono visti più tanto come il nostro futuro, ma possono diventare un luogo in cui investire economicamente per star bene noi. Credo che forse è un po' riduttivo, però molte delle
delle esagerazioni, molte delle proposte anche ai limiti di tante morali sono pensate a tavolino da dei sistemi che presentano dei ragazzi delle scorciatoie che però hanno il loro costo. Sono degli investimenti per dei consumatori, dei fruitori futuri di emozioni, di esperienze, di quant'altro. Abbiamo una generazione, mi ci metto dentro, una generazione anche di quarantenni, di trentenni che per molti aspetti sono rimasti adolescenti. C'è una fragilità più alta legata al fatto che le informazioni che arrivano non mediate hanno a che vedere più con aspetti o prettamente cognitivi, informazioni tecniche, che non attingono però al tema delle emozioni, o un proporre la sessualità in maniera esagerata, violenta, banalizzata, che fa sì che quando poi incontrano le esperienze vere non siano adeguatamente preparati a reggere le emozioni, a reggere i sentimenti. Quello che manca, noi diciamo, è proprio il tema dell'educazione sentimentale, l'educazione ai sentimenti, alle emozioni, che attraverso il web, attraverso gli strumenti, non sempre arriva. Quindi il fatto che ci siano degli adulti autorevoli che si fanno carico di confrontarsi con loro continua a essere indispensabile. E il fatto che gli adulti autorevoli devono contrastare dei modelli anche di altri adulti, anche significativi sul piano sociale, che invece portano dei temi di sessualità sicuramente non adeguati allo star bene, ma semplicemente all'uso del corpo, semplicemente alla fruizione del piacere, non a star dentro nelle emozioni, star dentro nel piacere, costruire relazioni, costruire legami. La spinta anche da parte della Chiesa di puntare su quello che può essere bello, il bello della vita, il bello del donare, del servire, del pensare una vita non chiusa in se stessa e non incentrata soltanto sulle proprie emozioni, ma a partire da queste cominciare a guardarsi intorno, cominciare a operare. Una testimonianza anche da parte della Chiesa di sobrietà su tante cose. Sono messaggi che magari alla lunga qualcuno li può cogliere, sono un'offerta anche da parte di un cristiano, sono offerte che vengono date per tentare di fare strade diverse, di gestire e vivere sentimenti, scelte anche in maniera diversa, perché è possibile. E ci sono ragazzi che si provano su questo, non è giusto generalizzare. Quando si parla di giovani si tende naturalmente a fare un po' tutto un discorso unico, non si può generalizzare, ci sono ragazzi che si stanno impegnando, ragazzi e ragazze che veramente portano sulla loro pelle anche dei sì e dei no detti con convinzione ma che stanno pagando. Quale compito di consegna devono avere gli adulti significativi nel porgere ai ragazzi delle idee, degli strumenti? Cosa possono mettere nello zaino? È nostra cura dare ai ragazzi che viaggiano nella crescita nel mondo degli strumenti da tenere nello zaino, che sono quelli che poi salvano la vita. Meglio non avere fretta di diventare grandi, quindi, ma visto che è un percorso naturale, speriamo che nello zaino i nostri adolescenti possano trovare sempre di più strumenti adeguati ad affrontare la loro crescita affettiva e sessuale e al loro fianco adulti significativi pronti ad accompagnarli con il rispetto e la dignità che i ragazzi richiedono e meritano.